Dottore. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Buona festa di Santo Stefano a tutti. E per quanto riguarda l'edizione odierna staremo come sempre in vostra compagnia fino alle 13:30 con gli aggiornamenti di cronaca, gli approfondimenti di questa giornata di festa che è contrassegnata anche da un forte traffico, soprattutto per quanto riguarda le direttrici verso la montagna, di vacanzieri quindi che stanno per cominciare proprio oggi le vacanze di Natale. Per quanto riguarda gli interventi dobbiamo segnalare la notte che si è appena conclusa, un rocambolesco inseguimento che si è verificato in provincia di Treviso sul Terraglio, inseguimento con i carabinieri iniziato in comune di Mogliano Veneto, appunto da parte dei militari dell'Arma che hanno seguito una Volkswagen Golf che non si era fermata all'alt della pattuglia, intercettata dalla Gazzella, si è data la fuga seguita appunto dai carabinieri, fuga terminata in via Castellana a Mestre, dove il conducente della Golf ha perso il controllo dell'auto finendo contro un albero. L'auto, l'avete visto nelle immagini, ha preso fuoco, sono stati soccorsi quindi un quarantenne di origini veneziane già noto alle forze dell'ordine che si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Treviso in quanto indagato per alcuni furti in danno di pubblici esercizi commessi a Milano e di una donna 38enne veneziana. Entrambi si trovano ricoverati in osservazione all'ospedale di Mestre. In seguito ai traumi riportati l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Poi c'è un'altra notizia di cronaca che ci arriva dalla provincia di Treviso ed è quella di un grave incidente che si è verificato nella notte a Sernaglia della Battaglia in via Busche, dove un'auto condotta da un 38enne di Valdobbiadene è finita fuori strada dopo una spaventosa carambola. L'automobilista ha perso il controllo del mezzo abbattendo prima un cartello stradale, poi andando a sbattere contro la copertura di un canale di scolo, infine contro un platano, terminando poi la sua corsa contro un muretto di cemento. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato fuori dalla vettura attraverso il parabrezza ed ha riportato gravi lesioni. Si trova ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Sul posto i carabinieri che hanno provveduto ad eseguire i rilievi circa la dinamica dell'incidente. E continuiamo a parlare di sicurezza lungo le nostre strade in questi giorni di festa. Ci colleghiamo, ecco li sto vedendo ora nel preview, ci colleghiamo con una pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Castelfranco Veneto, il brigadiere Tommaso Mancini, capo equipaggio della pattuglia. Buongiorno brigadiere, buon lavoro naturalmente a voi, grazie per essere collegati. Una giornata di festa, anche quella di oggi che voi passate quindi al lavoro per garantire appunto delle giornate tranquille ai cittadini. Innanzitutto dove siete e che tipo di lavoro state svolgendo questa mattina? Allora signori, buongiorno a tutti, buongiorno a lei e ai telespettatori e buone feste di Natale. Sì, siamo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e in questo momento stiamo perlustrando le vie del centro storico che in questa giornata sono pieni di turisti. Abbiamo numerose persone che fanno il passaggio nel mercato settimanale e abbiamo anche le cosiddette bancarelle di Natale. C'è una grande affluenza sia per i vacanzieri e sia perché la cittadinanza in questo periodo gode appunto delle feste di Natale. Non c'è nessuna attività in particolare e quindi svolgiamo normale servizio di prevenzione sul territorio.
Ecco, quindi com'è iniziata, Brigadiere, questa vostra giornata di Santo Stefano, e come sta andando e come proseguirà poi nel corso di tutta la giornata festiva? Allora, la giornata è iniziata benissimo, una giornata veramente tranquilla, dove tutti fanno la passeggiatina mattutina, forse per aiutarsi dopo la mangiata di Natale. Non c'è, a questo momento, ripeto, non abbiamo nessuna attività in particolare e spero che per tutti, vista la festività, finisca ancora nel migliore dei modi. Ed è quello naturalmente che tutti ci auguriamo. Brigadiere, per far capire anche a chi ci sta seguendo da casa, come si organizza il vostro lavoro, non solo nelle giornate di festa, ma anche, lo ricordiamo, insomma, 365 giorni all'anno? Allora, guardi, la radiomobile è praticamente un servizio sulle 24 ore e quindi diciamo che il nostro servizio è prevalentemente a carattere preventivo. Noi però, tramite la nostra centrale operativa che opera sulle 24 ore, siamo, diciamo così, pronti a rispondere a qualsiasi chiamata e quindi in particolar modo a quelle di emergenza, che nel 99% dei casi, per quanto riguarda l'urgenza che svolge la radiomobile, si svolge praticamente su strada. Riusciamo a risolvere il più delle volte tutte le criticità sul posto. Detto questo, noi riusciamo a garantire per ogni turno di servizio un minimo di 1 a 2 autovetture, sempre dislocate sul territorio e suddivise per settori. Come rinforzo, sempre da parte dell'Arma dei Carabinieri, abbiamo i servizi di istituto messi a disposizione dai comandi stazione. Quindi diciamo che per turno riusciamo a garantire un 4-5 veicoli dislocati sul territorio. In questi giorni di festività cerchiamo di mantenere lo standard, diciamo così, nello spirito di sacrificio che è nel nostro essere carabinieri. Quindi anche durante i giorni di festa riusciamo a dare appunto questo eccellente servizio, a discapito qualche volta per noi, per quanto riguarda gli affetti, le famiglie, ma è una cosa che però non ci pesa, siamo abituati, fa parte dell'essere carabinieri. Ecco, Brigadiere, controlli quindi su strada, ci diceva quindi sostanzialmente, fondamentalmente sono 2 i settori, immagino, che vi tengono impegnati nei giorni di festa come in tutti gli altri giorni dell'anno: prevenzione degli incidenti stradali e anche prevenzione dei furti, sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali. Abbiamo visto difatti come quest'ultimo periodo, tra l'altro prima delle feste, sia stato particolarmente critico, no, su questo fronte. Sì, diciamo che in questo periodo abbiamo un'impennata di questi tipi di reati a danno appunto di privati cittadini e di aziende, e quindi il nostro servizio di prevenzione è mirato più in questa direzione, però comunque siamo sui 360 gradi e interveniamo per qualsiasi altro tipo di intervento dovesse essere posto in essere, insomma. Abbiamo una disponibilità completa su tutto il territorio. Ecco, immagino che voi nella vostra attività ne vediate davvero un po' di tutti i colori. C'è qualche episodio, Brigadiere, che vorrebbe raccontarci accaduto nell'ultimo periodo? Sì, guardi, con il nostro mestiere ce ne sarebbero tantissimi di episodi da ricordare e soprattutto degni di nota, però visto che stiamo percorrendo le vie del centro di Castelfranco Veneto, mi fa piacere ricordare che non molto tempo fa, in orario notturno, la nostra centrale operativa ci allertava in merito a una segnalazione giunta appunto al numero d'emergenza sulla presenza di 2 o più soggetti all'interno di un'attività di ristorazione. Quindi, una volta raggiunta appunto la località indicata dalla nostra centrale, abbiamo avuto modo di riscontrare che all'interno del ristorante vi erano questi 3 soggetti che, come ci hanno visti, si sono dati alla fuga e che poi abbiamo raggiunto con l'ausilio delle ulteriori pattuglie dislocate sul territorio all'interno appunto dei vicoli delle corti che sono dislocate nel centro storico di Castelfranco, e li abbiamo tratti tutti e 3 in arresto. È stata veramente una bellissima operazione di servizio in concerto con gli altri ed è stata veramente una grande soddisfazione.
Grazie, allora io vi ringrazio per questo collegamento, grazie al brigadiere Tommaso Mancini, capo equipaggio di questa pattuglia della radiomobile dei Carabinieri di Castelfranco che stiamo vedendo appunto in azione. Una buona giornata e naturalmente un buon lavoro a tutti voi che appunto anche in queste giornate di festa state lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini. Un saluto, grazie. Grazie a voi e ancora tanti auguri di buone feste. Ecco, Carabinieri dunque al lavoro per la sicurezza sulle strade, personale del 118 al lavoro per la sicurezza sanitaria, e anche questi giorni di festa sono stati davvero di super lavoro per i sanitari, da un lato per le molte chiamate e per i molti interventi di soccorso richiesti a causa del boom di contagi sia per quanto riguarda l'influenza sia per quanto riguarda il Covid, con un picco che è appunto atteso proprio per la fine dell'anno, ma poi anche molti interventi sono stati richiesti in queste giornate di festa per quanto riguarda malori post abbuffata, possiamo definirli così, numerosi interventi delle ambulanze per quanto riguarda appunto malori, indigestioni provocati da eccessive assunzioni di cibo o di alcolici durante i tradizionali pranzi natalizi. Interventi di soccorso sono segnalati sia in case private che in ristoranti, ma molti sono anche, soprattutto gli anziani, che sono stati accompagnati dai commensali al pronto soccorso per malori. E poi c'è ancora la notizia che ci arriva dal Bellunese, perché sono giornate di lavoro molto intense queste anche per quanto riguarda il soccorso alpino. L'intervento più significativo è quello verificatosi a Auronzo di Cadore, dove un turista tedesco di 30 anni, nel rientrare dal rifugio Lavaredo appunto ad Auronzo, si è tolto le scarpe legandole allo zaino perché aveva male ai piedi, ha iniziato a camminare scalzo, quindi con i soli calzettoni sulla strada innevata. Al momento di indossare nuovamente le calzature si è accorto di averne persa una, è tornato indietro ma non è riuscito a recuperarla, non potendo quindi procedere oltre senza la scarpa. La compagna dell'uomo è tornata a rifugio Auronzo, dove erano stati accompagnati in motoslitta, ed ha avvertito il personale, che ha allertato il 118 con i 7 tecnici del soccorso alpino di Auronzo e la Guardia di Finanza. Si sono quindi preparati ad intervenire a Misurina, mentre rientrando da una missione l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è stato deviato sulle Tre Cime. Dopo aver individuato dove si trovava l'uomo, l'equipe tecnica e il soccorso lo hanno raggiunto e sono riusciti appunto a trarlo in salvo, riportandolo al rifugio, dove poi appunto ha potuto fare rientro a fondo valle. Noi restiamo in montagna, tra poco dovremo avere anche in collegamento il presidente degli albergatori bellunesi e il responsabile marketing di Dolomiti Superski. Fatemi sapere dalla regia se ci sono. Non ancora, allora restiamo comunque nel bellunese con Tiziana Bolognani, che ha intervistato Danilo De Toni, consigliere provinciale delegato al turismo della provincia di Belluno. Sentiamo. E buongiorno, buon Santo Stefano da Belluno. In nostra compagnia Danilo De Toni, consigliere delegato al turismo della provincia di Belluno. Con lui è la giornata ideale per raccontare un po' quello che è accaduto in ambito turistico in provincia di Belluno nel corso del 2023. Possiamo trarre già un bilancio? Sì, il 2023 è stata un'annata sicuramente favorevole
sole, abbiamo visto un'esplosione del turismo estivo. Già dal passaggio del Giro d'Italia si vedevano sul territorio turisti stranieri, questo è importante, c'è stato il grande ritorno degli stranieri, ma non parlo solo degli europei, ci sono stranieri anche di oltreoceano e questo afflusso ha continuato fino ad ottobre, quindi non è che la stagione si è limitata ai 2 o 3 mesi estivi. Adesso auspichiamo per l'inverno, se le condizioni meteo ci aiuteranno, di avere un'altra stagione altrettanto positiva. Senta, dal punto di vista turistico, lei che è anche sindaco di Alleghe, ci sono stati, come dire, c'è stata anche una stretta sui controlli, perché purtroppo anche l'ambito turistico, dal punto di vista degli operatori, talvolta capita venga inquinato da chi mette a disposizione per esempio propri alloggi facendo concorrenza sleale a chi paga le tasse, si impegna sul territorio, versa i contributi che debbono essere versati. Voi ad Alleghe avete dato un giro di vita a questa situazione? Sì, l'abbiamo voluto fare innanzitutto per rispetto e parliamo più che altro di locazioni turistiche, perché io penso che negli alberghi non ci siano questi problemi. Il problema sussiste quando vengono ceduti degli appartamenti in locazione in maniera irregolare. È una mancanza di rispetto nei confronti di chi si attiene alla normativa regionale ma anche della Polizia di Stato, per cui abbiamo fatto degli accertamenti che poi non occorre molto, basta andare sui siti, vedere le locazioni turistiche che ci sono a disposizione e vedere se gli stessi soggetti poi adempivano appunto alle disposizioni previste. Quello che è stato fatto era più che altro un segnale da dare al territorio, a chi esercita queste attività, affinché si mettesse in regola. Quindi mi auguro che ciò venga sia stato fatto e che qualcosa è stato realizzato già dai controlli. Senta, Alleghe con il suo meraviglioso comprensorio che abbraccia tutta l'area anche zoldana, condividete il Monte Civetta, naturalmente guarda con particolare attenzione al 2026, la scadenza olimpica, l'area olimpica che pochi giorni fa il presidente della provincia Roberto Padrin diceva è necessario che si inizi a respirare area olimpica in tutto il territorio provinciale. Quali sono le aspettative? Beh, sicuramente ci sarà un ritorno degli appassionati del mondo dello sci e degli altri sport invernali che si disputeranno a Cortina. Io mi auguro che però la ricaduta anche economica e anche di infrastrutture vada su tutta la provincia di Belluno. Le Olimpiadi sono a Cortina, ma io le ho sempre intese, ne ho parlato in diverse occasioni anche in Consiglio provinciale. Deve essere l'Olimpiade di tutta la provincia di Belluno, i benefici devono ricadere su tutta la provincia di Belluno. A proposito di benefici, un beneficio a livello di marketing è anche la presenza di questo braccio operativo del turismo regionale della Regione del Veneto, che è la DMO, che è diventata una fondazione che di recente ha nominato una nuova direttrice e che naturalmente ha in mano il mercato. No? La vendita dell'immagine di Belluno. Sì, allora abbiamo lavorato per oltre 2 anni per creare il brand della provincia, siamo riusciti in un anno a fare la trasformazione del consorzio DMO Dolomiti in fondazione DMO. È stata nominata da pochi giorni, sia l'11 di dicembre, la nuova direttrice, che è una figura sicuramente altamente preparata e riuscirà a portare il valore aggiunto alla DMO. Quindi bisognerà andare avanti sulla strada, sul programma che è stato presentato e sicuramente darà quel valore aggiunto ai consorzi e agli operatori di tutto il territorio. Ringraziamo Danilo De Toni, ancora tanti auguri cari e grazie per la disponibilità in questa giornata a voi. Grazie a Tiziana Bolognani e a Danilo De Toni. Noi restiamo in montagna dove appunto in molti si stanno recando in queste ore per quello che è l'inizio ufficiale delle vacanze di Natale. Abbiamo in collegamento e li ringrazio per essere con noi Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi e
e Marco Pappalardo di Dolomiti Superski. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie ancora per essere con noi. Marco Pappalardo, comincerò da lei perché so che ha davvero i minuti contati per questo collegamento e la ringrazio per aver trovato il tempo. Allora, un Natale questo caratterizzato dalle purtroppo scarse precipitazioni nevose, ma comunque insomma da una presenza di turisti, l'abbiamo sentito anche poco fa, sicuramente importante. Lo stato delle piste com'è quest'anno? Ma innanzitutto buongiorno a tutti e auguri a tutti gli ascoltatori. Noi siamo molto contenti anche dello stato di innevamento, non parlerei di scarsità di innevamento, è più o meno in linea con quello che abbiamo avuto anche gli anni scorsi. In questo periodo ci troviamo appunto con una situazione meteorologica molto favorevole. In questi giorni ha nevicato durante il mese di dicembre, ha nevicato ancora a novembre, sono in condizioni ottimali. Abbiamo come di consuetudine in questo periodo situazioni da quasi tutto esaurito in tutte le nostre aree sciistiche delle Dolomiti. Ecco, piste diciamo che sono tutte aperte? Noi abbiamo circa il 95% delle piste che sono aperte in Dolomiti Superski. Ci sono ancora alcune piste che vengono predisposte ancora in queste ore, in questi giorni, ma si tratta di situazioni contingenti. Comunque tutti i comprensori sono perfettamente sciabili e c'è anche una grande voglia di sci. Questa è una situazione che ci fa molto piacere. Chiaramente a Natale è abbastanza normale che avvenga qui, però il trend è sicuramente positivo, lo è stato anche nelle settimane scorse. Ecco, vogliamo ricordare un po' i numeri di Dolomiti Superski, che è sicuramente uno dei circuiti, se non più grandi al mondo, ma tra i più grandi e sicuramente tra i più belli al mondo, nelle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Ah sì, allora i numeri sono sempre molto relativi. Io dico sempre che le persone possono trovare l'offerta che più si addice alle loro caratteristiche cercandola nel portafoglio molto vasto che noi abbiamo. Se noi andiamo a contare il totale, parliamo di circa 1200 km di piste, 450 impianti di risalita distribuiti su 3 province, la provincia di Bolzano, quella di Trento e quella di Belluno appunto. Ma come detto, per noi è importante che il cliente trovi una risposta rispetto alle differenti esigenze che può avere. Per quanto riguarda Pappalardo i costi, ne abbiamo parlato molto, no, nel corso di quest'ultimo anno per via ovviamente di quelle che sono state le contingenze, insomma più volte dette, il caro energia, l'innevamento artificiale che quindi comporta anche un ulteriore dispendio. Come siamo su questo fronte e anche quali sono le promozioni che come dire cercano un po' di andare incontro alle famiglie che decidono di trascorrere le festività sulla neve? Ma allora, come dice lei, noi abbiamo passato 2 anni in cui la situazione diciamo micro e macroeconomica mondiale non ha certamente facilitato la nostra attività, che è un'attività altamente energivora, e quindi sono state fatte anche delle operazioni di rialzo dei prezzi che sono andate in linea un po' con l'inflazione. Quest'anno abbiamo operato un aumento dello ski pass giornaliero di circa l'8%, però noi abbiamo tutta una serie di prodotti nel nostro portafoglio che consentono alle persone appunto di scegliere secondo le loro esigenze. E poi ricordo appunto che acquistando online si ha il 5% di sconto acquistando appunto 48 ore prima di entrare sulle piste da sci, e quindi in qualche maniera si ammortizza anche questo aumento. Poi ricordo sempre che noi abbiamo le offerte inizio stagione, il Super Premier che è terminato qualche giorno fa, che consentiva appunto di usufruire di giornate gratuite, la stessa cosa ci sarà in marzo. Poi abbiamo delle offerte che consentono di prenotare entro il 31 gennaio appunto le sciate di fine stagione. Ma come detto abbiamo tantissimi prodotti nel nostro portafoglio che consentono alle persone di trovare veramente quello che più si addice alle loro esigenze, e crediamo, e la risposta che ci sta dando la clientela in questi giorni con circa un 20% in più di passaggi sci sulle nostre piste, sia anche una risposta chiara al trend in corso, e crediamo che
anche gli aumenti praticati siano andati comunque incontro alla clientela. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, buona vacanza sulla neve per tutti coloro che in queste ore sono in partenza per la montagna. Grazie, allora buon lavoro. Grazie a tutti e buona giornata, grazie. Altrettanto a lei. Dalle piste andiamo negli hotel con Walter De Cassan, presidente degli albergatori bellunesi e vicepresidente di Federalberghi del Veneto. Allora abbiamo sentito, insomma, le piste sono pronte, nonostante la neve non sia proprio tantissima, ma insomma le occasioni per sciare non mancano in tutto il comprensorio. Sul fronte delle prenotazioni e degli alberghi come sta andando? Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Il fronte delle prenotazioni va molto bene, sia per questi ultimi giorni di 2023 che per i primi giorni del 2024, ma anche per il resto della stagione invernale. È chiaro, c'è quella parte di clientela che si muove dopo Natale, quindi abbiamo avuto un Natale nella media, nella norma, con presenze nella norma un po' più basse, non di certo da tutto esaurito, però si va verso il tutto esaurito per il Capodanno e anche per l'Epifania. Ecco, che sappiamo poi effettivamente essere il periodo maggiormente gettonato, no? Il Capodanno in montagna. Di solito magari in tanti preferiscono trascorrere la festività del Natale in famiglia con i propri cari per poi partire, no? Tra oggi, domani, dopodomani per le vacanze in montagna. Oltre che sulla neve, che ovviamente con la montagna che la fa da regina di queste vacanze di Natale, come sempre, lei appunto lo dicevamo prima è anche vicepresidente di Federalberghi Veneto. Come sta andando nel resto della regione? Perché insomma pare che quest'anno anche le città d'arte stiano, come dire, attirando parecchio la clientela sia italiana che straniera. Sì, effettivamente anche il trend è uguale anche nel resto del Veneto, nel senso una fase tranquilla, chiamiamola, per Natale, invece in notevole ripresa da oggi, domani e fino all'Epifania e per tutto il resto dell'inverno. Sentivo anche di Venezia che in questi giorni di Natale era abbastanza a disposizione dei veneziani, e invece con oggi e domani si parla di tutto esaurito anche a Venezia e anche nelle altre città d'arte del Veneto. Ma questo è un trend, non è la novità dell'anno che il Natale lo si faccia a casa in famiglia, è da sempre che, specialmente per il mercato italiano, c'è questa tendenza a partire tra il 26 e il 27 di dicembre. Per quanto riguarda il mercato straniero, De Cassan, come siamo? Abbiamo visto per esempio nel periodo dell'Immacolata, del Ponte dell'Immacolata, che c'è stato un notevole incremento del turismo, soprattutto straniero. Per le vacanze di Natale? Posso confermare l'incremento già avuto a Sant'Ambrogio l'Immacolata, e lo stesso idem dicasi per le vacanze di Natale, Capodanno e Epifania, quando di solito abbiamo una clientela maggiormente italiana. Invece quest'anno ho notato in giro un notevole aumento di stranieri, principalmente europei, e stranamente anche di austriaci che con tutta la neve che hanno in Austria vengono a sciare da noi, cosa che potrebbe sembrare paradossale, ma abbiamo anche notevole domanda da parte dell'Austria nonché della Svizzera. E questo ci fa solo che piacere evidente, segno evidente, insomma, che molto probabilmente il nostro territorio ha un valore aggiunto da offrire, no? al turismo, anche quello di regioni alpine che potrebbero, come dire, essere autosufficienti in questo, no? Esattamente, quindi vuol dire che l'attrattività delle Dolomiti
è cambiata nel tempo ed è notevolmente aumentata in questi ultimi anni l'attrattività delle Dolomiti sul mercato estero, ma questo lo si è visto anche l'estate scorsa col notevole incremento che c'è stato di stranieri, non solo europei, ma anche extraeuropei. Certo, io allora la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro più che buone vacanze, perché immagino chiaramente che queste siano per voi le settimane, diciamo, più calde, tra virgolette, dell'inverno per quanto riguarda le vostre attività. Buona vacanza a tutti coloro che stanno partendo per la montagna, incrociando le dita anche per la neve, perché finora insomma le temperature sono anche abbastanza elevate per il periodo, no? Per cui si confida in un clima più invernale, così almeno annunciano poi i meteorologi per le festività di fine anno, per il Capodanno dovrebbe anche arrivare la neve e il freddo. Grazie allora a Walter De Cassan, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a tutti e buone feste a tutti. Grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali della giornata di Santo Stefano. Abbiamo parlato di turismo soprattutto in montagna, con i molti vacanzieri che stanno partendo in queste ore per le classiche vacanze di Natale sulla neve, sulle nostre Dolomiti, ma continuiamo a parlare di turismo, questa volta nella Marca Trevigiana. Abbiamo in collegamento, la ringrazio per essere con noi, Giulia Casagrande, presidente di Fondazione Marca Treviso. Buongiorno. Buongiorno Marta, grazie a voi per l'invito. Ecco, grazie a lei per essere con noi, perché il 2023 per la provincia di Treviso sul fronte turistico è stato un anno davvero molto, molto importante, che segna un po' la ripartenza nel post-Covid, ma anche la riscoperta di tante bellezze del nostro territorio da parte degli stranieri, ma da parte anche degli italiani, anche da parte degli stessi veneti, che stanno riscoprendo tante cose molto belle e da visitare nella propria regione. Innanzitutto, che bilancio possiamo tracciare? Allora, quest'anno è andata, o meglio, sta andando straordinariamente bene. I dati che noi abbiamo, i dati certi che noi abbiamo si fermano, come credo che i colleghi abbiano già detto, ad ottobre di quest'anno. Normalmente i dati dell'anno li abbiamo nel trimestre successivo. Quindi già adesso noi abbiamo un aumento del 10% rispetto all'anno intero del 2022. Di conseguenza ci aspettiamo che a chiusura dei conti si arrivi addirittura al 20, se non al 30%. Quindi insomma, direi che è proprio un gran anno, sì. Un anno di grande afflusso a Treviso, città storica, Treviso capoluogo, ma che ha visto anche come dire, la riscoperta di molte altre zone della provincia, dividendo per macro aree. Che cosa possiamo dire? Allora, la nostra provincia è da questo punto di vista veramente molto unica, perché ha sì la città di Treviso come punto focale, anche perché non ricordiamoci che abbiamo l'aeroporto, quindi insomma, buona parte degli arrivi passano da là. Ma abbiamo tutta una serie di tematismi totalmente diversi o comunque di differenze di offerta che vanno senz'altro sfruttate e fatte, con i quali si può fare il sistema. Pensiamo alle ormai rinomatissime colline del Prosecco, passando anche per il Sile, che insomma è un parco naturale che di per sé è un prodotto turistico, al cicloturismo ad Oderzo con la sua città archeologica, a Castelfranco con la sua città murata, ad Asolo, città murata, ma anche alla zona di Bassano del Vicino, insomma, dove si può anche a Borso del Grappa, dove si può fare anche parapendio, la capitale europea del parapendio. Quindi al di là di mangiare bene,
bene, vedere cose insomma banalmente molto belle, l'offerta è non indifferente e ci permette sostanzialmente di offrire al turista che arriva tutto quello che vuole. Ovviamente Ecco. ci manca lo sci, ci manca il mare, però insomma siamo a un'ora da una parte e un'ora dall'altra, quindi riusciamo a compensare abbastanza bene. Esatto, ce l'abbiamo a due passi e possiamo, come dire, anche intercettare tutti quei turisti che magari vengono in Veneto per andare a visitare Venezia piuttosto che per andare a visitare le Dolomiti Bellunesi, soprattutto dall'estero, ma magari atterrando a Treviso, per esempio, con l'aereo, si fermano per qualche giorno anche a visitare questa terra, diciamo, bellissima, che sicuramente di opportunità da offrire al visitatore ne ha davvero tantissime. Dicevamo qualche mese fa, con gli ultimi dati che c'erano disponibili relativi alle presenze, che l'ormai famosissima area delle colline del Prosecco ha avuto un exploit davvero molto importante, soprattutto di turisti stranieri, attirati ovviamente dall'offerta enogastronomica, ma anche dall'offerta sportiva, no? Che sta, come dire, aumentando parecchio quella che è l'attrattività di questa zona. Sì, la zona delle colline del Conigliano e Valdobbiadene, la zona UNESCO, assieme alla città di Treviso, hanno raggiunto il più 15% di presenze rispetto all'anno prima, ed è un grandissimo successo. Quello che insomma le colline possono offrire, al di là della rinomata enogastronomia, è tutta la parte relativa allo sport, allo slow sport. Quindi insomma, seguendo il cammino del Prosecco si può tranquillamente camminare. Il cicloturismo la fa da padrona. Ricordiamoci che insomma poi per gli appassionati c'è anche il muro di Ca del Poggio, che è insomma immancabile punto da fare. Quindi è un territorio che va al di là veramente della puro e semplice vino, che insomma è pur sempre un attrattore sia alimentare ma anche insomma possiamo da ammirare, e quindi senza ombra di dubbio, per riuscire però a visitarle in questa maniera bisognerà andare a lavorare anche per riuscire ad aiutare quello che è il trasporto, perché per poter fare tutte queste cose c'è la necessità di individuare dei punti eventualmente dove poter fare dei parcheggi scambiatori, piuttosto che dei parcheggi per poi andare a prendere gli autobus, il famoso autobus rosso, quello il Prosecco Hills. Poter trovare un parcheggio lì vicino dove poter andare poi a prendere l'autobus per poter visitare in tranquillità le colline è fondamentale, perché è un territorio estremamente delicato, quindi è un territorio che ha bisogno di sì molti arrivi, ma soprattutto di estrema attenzione alla sua delicatezza. Ecco, poco fa lei accennava anche all'area del Sile, forse una new entry, possiamo dire, in quelle che sono le offerte più conosciute della provincia di Treviso, ma che si sta attrezzando anche questa per accogliere i visitatori, anche questo per coloro che amano soprattutto un turismo lento, no? Cicloturisti, ma non solo. Se ci pensiamo, sono comunque è una ciclovia quasi ininterrotta che passa da Ostiglia, perché poi è vero che il Sile parte da Casacorba, però insiste su una ciclovia che parte addirittura da un'altra regione, che è la Treviso-Ostiglia, gestita in maniera magistrale dal suo ente gestore, e poi arriva in maniera ininterrotta fino a Jesolo, lungo questo corso d'acqua che non solo è percorribile in bicicletta o a piedi, ma insomma è un po' lunga, ma anche, come si vede dalle immagini, attraverso il kayak piuttosto che attraverso la canoa, e permette sia ai trevigiani, che ormai lo conoscono da decenni, ma anche ai turisti, di vivere un'esperienza slow totalmente diversa, attraversando addirittura 3 province, volendo, perché si fa Padova, Treviso e Venezia.
Quindi anche lì si sta lavorando assieme all'ente Parco Sile e assieme agli enti gestori che insomma insistono su questa ciclovia per poterlo perfezionare, quindi i punti di stop per banalmente servizi igienici, colline di ricarica di biciclette, capire un attimo i punti di servizi di noleggio, quindi è una ricchezza inestimabile che insomma andremo a strutturare. Ultimo aspetto sicuramente significativo per il nostro territorio, soprattutto per chi ama dei soggiorni, come dire, lontani dal turismo di massa, da quelle che sono le mete maggiormente frequentate della nostra regione, le città d'arte più famose, è quella dei borghi e delle cittadine, a partire da Asolo, comunque famosissima, per passare per Conegliano, Derzo con l'area archeologica, citava poco fa, ma poi c'è Serravalle a Vittorio Veneto, quindi delle realtà sicuramente molto belle che meritano di essere visitate e anche valorizzate, perché alcune sono ancora poco conosciute ai più. Questo è vero, i piccoli borghi della nostra provincia sono essi stessi dei gioielli che stupiscono il turista, ma appunto, come diceva prima, anche lo stesso Veneto. La promozione che deve essere fatta è proprio una questione per il 2024. Andremo assieme ai comuni e assieme agli aderenti a quello che è l'organismo di gestione della destinazione a ristrutturare tutto questo, perché un'offerta organizzata e correttamente promossa è un arricchimento per tutti. Banalmente, se noi siamo arrivati a ottobre 2023 ad avere 1.800.000 presenze, quindi ragionevolmente dovremmo arrivare ai 2 milioni di presenze, immaginiamoci se questa offerta con le sue bellezze riusciamo ad organizzarla e a promuoverla in una maniera corretta e adeguata per i nuovi trend, perché effettivamente anche lì c'è sempre un pochino lo studio da dover fare su come andare a fare la promozione corretta per un territorio come il nostro che non ha una destinazione come può essere Verona, al Lago di Garda. Treviso, la provincia di Treviso è essa stessa una destinazione con 7 anime diverse, ricchissime ma alle volte estremamente eterogenee e alle volte magari che vogliono anche un pochino avere più visibilità di altre. Quindi bisognerà andare a lavorare per avere una promozione omogenea, un'organizzazione omogenea e per poter quantomeno riuscire ad arrivare al 2 milioni e mezzo il prossimo anno, ce lo auguriamo tutti. Senz'altro, io la ringrazio per essere stata con noi, grazie a Giulia Casagrande, presidente di Fondazione Marca Treviso. Buona giornata. Grazie mille, e buone Marta. feste. Buon fine anno, arrivederci. Grazie anche a lei, grazie mille. Allora, dal Natale, dalle festività trascorse con i propri cari, trascorse partendo per le vacanze, come abbiamo visto finora, al Natale delle persone che purtroppo lo trascorrono in solitudine. Lo sappiamo che questo periodo dell'anno è anche particolarmente difficile per chi si trova in una situazione di disagio, in una situazione di solitudine o di difficoltà. Proprio per questo motivo anche quest'anno Telefono Amico ha organizzato la tradizionale maratona di sostegno, appunto, con il telefono attivo 24 ore su 24 fino alla mezzanotte di oggi. Ne abbiamo parlato per lanciare l'iniziativa la settimana scorsa. Torniamo a ricollegarci con Loris Pederiva, presidente di Telefono Amico di Treviso, per capire come sta andando. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, come diceva prima, sono 10 anni ormai che noi offriamo il nostro ascolto durante le feste e in questi momenti la maggior parte delle persone festeggia insieme ai propri amici e ai propri familiari, ma per chi è solo invece si sente ancora più solo. Gli interventi che noi raccogliamo in questi giorni, questa non stop natalizia che è partita il giorno 24 e finirà oggi a mezzanotte, ci ha portato centinaia e centinaia di interventi, centinaia di persone che hanno portato la loro solitudine. La solitudine è un po' la crociata di quest'anno. La solitudine
parliamone un attimo, non è necessariamente una cosa brutta, perché esistono delle solitudini sane, esiste il momento di raccoglimento, esiste il momento di preghiera per chi è religioso, esiste il momento di riposo, ma esiste una solitudine che è dannosa, che fa male, la solitudine forzata, la solitudine delle persone che non hanno nessuno con cui andare a relazionarsi. Quest'anno abbiamo ricevuto, come negli altri anni, il trend è purtroppo abbastanza consolidato, in crescita, diverse centinaia, le proiezioni per il momento dicono oltre 500 interventi, e le persone ci portano questi stati di solitudine forzata, questo non avere nessuno con cui relazionarsi. Cosa spinge le persone a chiamare nel cuore della notte? Questa notte abbiamo ricevuto alcune telefonate di persone che effettivamente si chiedono perché sta andando così, perché mi trovo solo, perché mi trovo giovane o meno giovane che sia, perché riceviamo interventi durante questo non stop di persone di tutte quante le età. È una cosa che ci lascia molto, ci fa mettere le cose un po' in prospettiva. Noi sì, passiamo magari le giornate, questi festeggiamenti con i nostri familiari, con i nostri amici. Ci sono persone che invece non hanno la possibilità di farlo e si trovano a chiamare telefono amico, a cercare un minimo di conforto, a cercare di sfogare la propria solitudine, il proprio malessere. Questo è quello di cui ci stiamo occupando adesso e che ci sta impegnando molto profondamente. Ecco, senz'altro, quindi questo è forse l'aspetto più significativo. È difficile, come dire, tracciare un'immagine di chi chiama, appunto, lei diceva non c'è un'età, chiamano sia giovani, chiamano sia anziani, ma si può in qualche maniera, come dire, fare una fotografia di quella che è, tra virgolette, la telefonata tipo che state ricevendo in queste festività del 2023? Allora, diciamo che se vogliamo provare ad inquadrare un attimo le persone che chiamano di tutte le età, di tutti, indistintamente, maschi o femmine, giovani o anziani. Mediamente possiamo dire che la chiamata viene forse leggermente più del 50% sono uomini, tra i 45 e i 55 anni, ma abbiamo ricevuto anche chiamate dell'anziano di 80 anni o della giovane che sta passando il Natale da sola. Quindi è un po' difficile andare a fare un identikit, questo per dire che comunque questo genere di solitudine permea un po' tutti gli strati sociali, tutte quante le classi, se così vogliamo chiamarle, tutti quanti i tipi di persone che possono arrivare a chiamarci. Questo è abbastanza scoraggiante, però è importante esserci per tutte quante queste persone che stanno passando queste feste da sole. Ecco, che cosa vi chiedono queste persone che chiamano? Beh, senza entrare nel dettaglio di quello che ci dicono. Chiaramente, certo, nel rispetto della privacy, ci mancherebbe altro. Tra l'altro lo ricordiamo, no, che è del tutto anonima la possibilità di chiamare a telefono amico, e questo è importante proprio perché deve in qualche maniera, come dire, aprire le porte a chiunque. Esatto, l'anonimato è uno strumento molto molto importante sia per gli operatori che per le persone che chiamano. L'anonimato dà una certa libertà di esprimersi senza essere giudicati, senza pensare di doverci mettere la faccia nella paura di dover esprimere, di non riuscire ad esprimere quello che si sente veramente. Io penso che gli interventi o almeno personalmente gli interventi che ho trovato più significativi sono le persone gli anziani che si chiedono come mai si trovano in questa situazione. Qualcuno dice: dove ho sbagliato per arrivare a trovarmi a quest'età, ad essere qua da solo, a non avere nessuno con cui relazionarmi. Altre persone invece ci portano la loro gratitudine. Non sapevo che eravate aperti anche a quest'ora della notte. Altre persone invece ci portano il loro sconforto, ci portano rabbia, ci portano per la situazione che stanno vivendo. E è giusto andare ad ascoltare, anche a dare appoggio e dare supporto a questo tipo di persone, a questo tipo di emozioni più che altro. Sono emozioni che si rimangono dentro, logorano e fanno del male anche a chi ci sta attorno. In fondo la qualità della nostra vita dipende in larga parte dalla qualità della vita di chi ci sta attorno. Ecco, è importante andare quindi a ventilare questo tipo di emozioni e cercare di dare supporto a queste persone che
per un motivo o per l'altro sono costrette ad essere a casa da sole. Non dimentichiamo che i motivi possono essere i più svariati, per carità, può esserci la solitudine dell'anziana età, può esserci la malattia che ti costringe a letto, può esserci anche la convivenza forzata, a volte è una forma di solitudine. Possiamo sentirci soli sia in coda alla posta che nella sala d'attesa del medico, indipendentemente da quante persone ci sono attorno a noi. Quindi la solitudine va gestita, va anche studiata, diciamo. E analizzata, perché poi ognuno ha la propria solitudine e le ragioni della propria solitudine. Per concludere, Loris Pederiva, anche lei, no, ha trascorso questo Natale offrendo la sua attività di volontariato, no, per ascoltare, e quindi la ringraziamo anche per aver trovato il tempo per essere con noi, perché sono state, insomma, giornate molto, molto lunghe ed impegnative, perché poi alla fine anche per chi le riceve, no, queste telefonate, immagino debba essere particolarmente, come dire, anche emotivamente impegnativo dare una risposta e dare un supporto. Di diverse persone di Telefono Amico Italia, decine di operatori si stanno prestando per fare questo servizio, questa non stop natalizia, e la mia stima assoluta, proprio incondizionata, va a queste persone che stanno facendo questo lavoro in questo periodo in cui stiamo a festeggiare, stiamo a gioire, anche a condividere tanti bei momenti, a fare delle gran mangiate magari con amici e con parenti. Fare questo tipo di attività ti fa mettere le cose molto in prospettiva. Parlare con una persona che è in difficoltà ti fa essere grato per quello che hai e che magari a volte dai per scontato. Senz'altro, di questo vi ringraziamo, anche perché naturalmente sono tutte persone che sottraggono tempo alla propria famiglia, no? Ai propri affetti, soprattutto in queste giornate di festa, per dedicarlo ad offrire un aiuto a chi si trova in un momento di difficoltà. Lo ricordiamo, la maratona andrà avanti fino alla mezzanotte di oggi. Alla mezzanotte di oggi, sì. E poi Telefono Amico. E poi Telefono Amico è attivo ogni giorno dalle 10 a mezzanotte al numero 02 23 27 23 27. Ve lo ripeto, il numero è 02 23 27 23 27 e questo è per la linea del Telefono Amico. Dietro di me vedete anche il numero del telefono, il numero del WhatsApp Amico, per chi preferisce magari scrivere nel WhatsApp Amico. Il WhatsApp Amico è travolto dai giovani, tantissimi giovani si rivolgono al WhatsApp, è un metodo per esprimersi che funziona molto bene. Oppure abbiamo anche la mail amica, per chi preferisce esprimersi scrivendo nella nostra casella di posta elettronica, che è accessibile tramite sempre il sito www.telefonoamico.it. Grazie mille ancora e buon lavoro a Loris Pederiva. Grazie e buone feste a tutti quanti. Grazie mille. Noi ora parliamo di pesca e non solo, con un'intervista che è stata realizzata dai nostri colleghi della redazione di Venezia all'assessore Cristiano Corazzari. Un po' un bilancio di questo 2023 che con l'arrivo del granchio blu è stato un anno davvero difficile per la pesca del Veneto, tanto che la Regione ha chiesto lo stato di calamità. Sentiamo quindi l'intervista all'assessore Corazzari, che traccia anche un bilancio della Veneto Film Commission. Sicuramente il tema del granchio blu, per quello che riguarda il comparto della pesca, rappresenta una situazione drammatica. Abbiamo già chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza e di calamità da parte del Presidente al Governo. Ci aspettiamo che con questa finanziaria arrivi una prima risposta importante in termini di ammortizzatori sociali per i nostri pescatori. Il Governo ha sin da subito dato risposta e presenza, e di questo devo ringraziare il Ministro. Certo che se non riusciamo a garantire la sopravvivenza del comparto, e parlo in particolar modo del Delta del Po e del Comune di Porto Tolle e delle Lagune Sud, rischiamo di perdere definitivamente un settore che rappresenta oltre 1500 famiglie di lavoratori e un indotto per centinaia di milioni di euro. Non a caso siamo tra le prime regioni in Italia per la produzione di mitili. Certo che la Regione Veneto non si è sottratta ad intervenire, abbiamo garantito dei fondi straordinari con il FEAMP per oltre 12 milioni di euro a tutte le imprese di pesca del Veneto, che arriveranno a partire dall'inizio del 2024 nelle prossime settimane, ma soprattutto abbiamo con i fondi FSC derivanti dall'accordo tra il Presidente Zaia e il Presidente Meloni destinato ben 14 milioni di euro
allo scavo delle lagune del delta del Po. Lo scavo è necessario per la vivificazione, per il ricambio di acqua, l'ossigenazione, per far sì che queste lagune continuino a essere produttive, e sono indispensabili anche fare questi lavori per contrastare la presenza del granchio blu, che in determinate aree senza manutenzioni trova un habitat ulteriormente ideale per svilupparsi. Assessori, importanti lavori fatti anche con la Film Commission. La Film Commission sta cominciando a ingranare, a lavorare bene, anche grazie al fondo regionale che abbiamo messo a disposizione, 20 milioni di euro nei prossimi anni, attraverso delle finestre a sportello, 2 all'anno, una in primavera e una in autunno. Chi vuole venire a realizzare produzioni in Veneto sa di trovare una regione ricchissima, una regione dove vi sono le professionalità adeguate a sostenere le produzioni e dove ci sono anche degli aiuti, dei contributi affinché vengano realizzate produzioni di filmiche e di audiovisivo come le fiction per esempio. Dobbiamo ricordare poi che ci sono delle città come Venezia che sono naturalmente attrattive per le produzioni cinematografiche, ma noi cercheremo di spingere il più possibile affinché queste produzioni vadano a scoprire anche quella parte di Veneto oggi meno nota, come la nostra provincia, il nostro bellissimo territorio dei borghi, delle ville venete, della nostra zona pedemontana, del delta del Po, insomma una ricchezza incredibile che può rappresentare un set ideale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Vicenza. A pochi giorni dal nuovo anno il Vescovo guarda al futuro e vede un calo della partecipazione sia alla vita della Chiesa che a quella istituzionale, e ad un anno dalla sua consacrazione in cattedrale a Vicenza, Giuliano Brugnotto, da gennaio inizierà la riorganizzazione dell'intera diocesi iberica. Ascoltiamo le sue parole. Che le democrazie stiano vivendo un tempo di fatica lo avvertiamo in diversi contesti, ed è questo anche l'argomento che la settimana sociale dei cattolici italiana, che si terrà a Trieste all'inizio di luglio del prossimo anno, vorrà approfondire, perché da un lato c'è un coinvolgimento della realtà ecclesiale nelle vicende umane della vita sociale, e quindi il principio democratico è un principio che sta a cuore. Dall'altro lato la stessa vita della Chiesa spesso ha raccolto le istanze di organizzazione della vita civile anche per organizzarsi al suo interno, quindi su tutti e due i fronti noi avvertiamo un deficit di partecipazione sia all'interno della Chiesa come anche nella vita sociale più ampia, come la distanza dalle istituzioni, il numero ridotto di elettori che vanno a votare, e questo deve preoccuparci, perché significa avere meno possibilità di costruire la vita sociale da parte di tutti, cosa che invece è imprescindibile soprattutto in un contesto moderno che guarda al futuro. Restiamo a Vicenza per parlare della situazione delle persone senza fissa dimora in questo periodo particolare dell'anno. Stiamo tenendo monitorata costantemente la nostra città, non solo il centro storico. In questo momento sono circa una ventina le persone che dormono senza un tetto. La nostra struttura di accoglienza per la grave marginalità rimane quella in via Giordano, che è satura, sono quasi 70 le persone accolte, motivo per il quale abbiamo allestito anche una tenda con dei bagni chimici. Stiamo cercando in tutti i modi di poter dare un servizio aggiuntivo tramite le unità di strada che quotidianamente, sia durante le ore notturne che anche nella prima mattina, cercano di trovare un aggancio con queste persone, indirizzarle dei servizi preposti. Ecco, un confronto con gli anni passati? Ma a luglio dell'anno scorso, e comunque con le emergenze fredde degli anni precedenti, erano oltre una cinquantina le persone che dovevano in strada. Oggi, per fortuna, grazie al costante lavoro negli anni, ma anche e soprattutto nell'aver raddoppiato gli interventi negli ultimi mesi con gli operatori di strada, sono appunto quasi una ventina, non tutti in centro storico. Stiamo tenendo attenzionate alcuni punti, soprattutto il Monteberico, ma anche la prima periferia, proprio appunto per evitare che poi alcune situazioni si stabilizzino.
Giornate di festa che molti stanno trascorrendo a casa con gli addobbi del Natale, tutte le luci accese, magari davanti anche ad un bel fuoco acceso nel caminetto. Per poter trascorrere delle feste in sicurezza sentiamo quindi i consigli del comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Giuseppe Costa. Quali sono i consigli che voi date per non incorrere in purtroppo spiacevoli situazioni che si ripetono ogni anno? Certo, assolutamente sì. È un momento di festa, come ha detto lei, ma è un momento di festa che dobbiamo fare anche utilizzando la testa e quindi dobbiamo utilizzare delle misure precauzionali. Abbiamo le luminarie. Le luminarie è fondamentale che si utilizzino delle luminarie certificate, mai comprare delle luminarie che non siano certificate. Dobbiamo stare accorti anche sul fatto di spegnere queste luminarie durante le ore notturne, perché sappiamo che l'albero è realizzato con materiale facilmente combustibile e quindi a seguito di una piccola favilla dell'impianto elettrico può innescare immediatamente un incendio. Quindi quando andiamo a letto stacchiamo le luminarie, sia che si tratti di luminarie per l'addobbo dell'albero, ovvero che si tratti di luminarie per addobbare le finestre o per addobbare le porte di ingresso delle nostre abitazioni. Ecco, il freddo c'è, molti passeranno anche le vacanze magari in montagna, in seconde case che non vengono spesso utilizzate, si accendono i camini, si accendono le stufe. Anche in questo caso quali sono le vostre raccomandazioni per evitare gli incendi? E anche qui dobbiamo stare molto accorti su questo tema. Questo è un tema molto sentito, molto sensibile, di cui noi spesso abbiamo fatto dei convegni. Le canne fumarie sono l'elemento critico. Perché? Perché si viene a depositare della fuliggine e questa può innescare un principio di incendio. Poi non dimentichiamoci la temperatura a cui è assoggettata la canna fumaria, e se la canna fumaria non è stata realizzata a regola d'arte e quindi ci sono dei punti in cui il calore si va a trasferire sulla struttura, magari in legno della copertura, qui innesca un incendio per autocombustione dell'elemento ligneo a seguito dell'alta temperatura che viene trasferita appunto dalla canna fumaria. Quindi fondamentale corretta esecuzione delle canne fumarie e manutenzione delle canne fumarie. Ecco, ogni quanto va fatta la manutenzione? Perché se ne sentono un po' di tutti i colori e poi purtroppo i risultati si vedono e voi lo sapete bene con il vostro lavoro. Allora, siccome non c'è una norma cogente, ma il buon senso prescrive che nel momento in cui uno inizia ad accendere il camino, la stuba, vada a fare anche manutenzione sulle canne fumarie. Festività che la maggior parte delle persone trascorrono a casa seduti attorno ad una tavola imbandita, pranzi e cenoni delle feste quindi immancabili per tutti gli italiani, per una Natale senza sprechi. Sentiamo tutti i consigli collegandoci con Lucio Zanato in compagnia di Marilisa Piovesan, cuoca trevigiana, per insegnarci come riciclare gli avanzi. Eccoci, siamo in diretta a casa di Marilisa Piovesan, volto storico della cucina qui a San Biagio di Callalta. Marilisa, buongiorno e soprattutto buon Santo Stefano. Buongiorno e buone feste a tutti. Ecco, siamo qui perché essendo cuoca da sempre ci può dare una mano per capire come recuperare il post pranzo di Natale. E allora come fare per non buttare via gli avanzi? Allora, chi il giorno di Natale non ha mangiato l'esso fatto di manzo, musetto e capone? Credo che ci sia stato in tutte le famiglie. Assolutamente sì. Possiamo fare un'insalata tra virgolette fredda, che poi vi posso dare anche un segreto per riscaldarla appena appena. Prendiamo un musetto appunto avanzato, già tolto il budella, lo prendiamo, tagliamo grossolanamente e poi facciamo dei cubetti così. E la manualità è fondamentale. Beh, sì, ma quanti anni manualità? Ce la può fare tutti, quasi 30, ma ce la facciamo tutti, ce la può fare. Ecco, dopo il musetto? Il musetto
il manzo sempre lesso naturalmente che avete avanzato, anche qui molto grossolanamente tagliamo una fettina, tagliamo anche questo a cubetti. Naturalmente, come vedete, potrebbe sembrare duro perché appunto è freddo, però non c'è nessun problema. Poi il segreto per riscaldarlo appena appena ce l'abbiamo. Così prendiamo il cappone, qui non serve tagliarlo ma bensì lo sfilacciamo perché come vedete è una carne, naturalmente è brutto da dire, ma se l'avete fatto il giorno di Natale, che oggi è Santo Stefano, è stracotto e quindi si va benissimo a sfilacciarlo. Togliamo la pelle che magari avete i bambini che non piace. Così cosa facciamo adesso? Prendiamo una cipolla, chi in casa non ha una cipolla? Prendiamo una cipolla, la affettiamo, prendiamo, la mettiamo all'interno, molto grossolanamente. Quindi niente Poi, di difficile, insomma. Niente di difficile, no, io sono per una cosa più semplice possibile. E anche veloce, mi pare. Che dire, un po' di olio, sale, perché sicuramente la carne l'avrete cotta con il sale, però ci sta. E poi prendiamo un cucchiaio e la amalgamiamo. Io direi che questa, una volta che la servite, sicuramente avete degli asciuttaceti a casa, anche quelli li mettete in mezzo al tavolo e carne lessa, insalata così, con un po' di giardiniera, secondo me è la sua morte. La mettete in forno a microonde 10 secondi e sicuramente sarà perfetta. Questo come può essere utilizzato? Come antipasto? Come antipasto, ma anche come un secondo, perché abbiamo la carne lessa. Adesso però, visto che abbiamo avanzato il pezzo di musetto, vi insegno un'altra chicca che potrete usare come antipasto, sia quella che vi farò vedere, che è una torta salata con le erbe cotte, perché chi non ha mangiato la verdura cotta il giorno di Natale. Quindi prendiamo, sicuramente tutti a casa avranno una pasta sfoglia, l'unica cosa che ci serve è un forno per cucinare appunto questa torta salata. E qui vi viene fuori un antipastino sfizioso. Non ditemi che non avete della mozzarella o del formaggio avanzato, ci mettiamo anche quello, abbondiamo. Così la chiudiamo, naturalmente perché non esca il... Questo è un segreto. Certo che non esca la verdura cotta. La mettiamo qua. Però cosa ho detto? Vi avevo promesso il musetto. Prendiamo un altro po' di sfoglia. Abbiamo avanzato il musetto, ma molto semplice, signori. Prendiamo, tagliamo, chiudiamo. È veramente semplicissimo. Sì, non potete dire che non ce la fate. Qui non ci va sale, non ci va niente? No, tutto pronto. Ok. No, pensavo un po' di olio. No, serve... no, perché poi questo, il musetto naturalmente è freddo. Voi quando si cucina perde un po' il grassetto, non c'è nessun problema. Qui invece cosa ci metti sopra? Spennelliamo con l'uovo. Classiche, tutte le ricette con la pasta sfoglia, perché forse non vi ho detto che non pensiate pasta brisè, no, è pasta sfoglia, quindi avrete un musetto in sfoglia e una torta salata con le erbe. Quante uova sono? Una e serve per, diciamo così, sia il musetto che per... Sì, e anche per un'altra ricetta che adesso andremo a fare. E quindi? Fatto, no, aspetta un attimo. L'abbiamo spennellata, l'abbiamo tagliata perché la pasta sfoglia, se tu non la tagli, cresce e ti si sgonfia e all'interno rimane cruda. Quindi bisogna comunque tagliarla. Incrociare. Esatto, come io ho già fatto praticamente le porzioni, come notate, abbiamo già fatto le porzioni, poi voi quando la tagliate avete già i disegni. Perfetto, questa cosa qui va messa? La mettiamo in forno 20 minuti 180 gradi. Passati 20 minuti cosa succede? Adesso vi faccio vedere che bella sorpresa abbiamo ottenuto. E voilà la nostra pasta sfoglia di torta salata e musetto in crosta. Però ci hai detto che le uova possono servire per qualcos'altro. Adesso... Perché mi ripeto, chi non ha preparato il purè il giorno di Natale con la carne lessa? Credo ci sia in tutte le famiglie. E allora io cosa ho pensato? Perché non fare delle
polpette di purè, cioè questo è il purè avanzato, prendiamo, lo mettiamo su una terrina, 500 grammi di purè, sì. un tuorlo d'uovo. Ah, solo il tuorlo? Solo il tuorlo. In questo caso. Esatto. Ok. Non so se avete notato la mano, Cioè, io mi ci metto 10 volte e non riesco. Un po' troppo di esperienza. 60 grammi di formaggio. 60 grammi. E mettiamo il burro a fondere un attimo in forno a microonde. Proprio Quanto burro? 50 grammi. Qui serve una teglia perché anche questo qua andrà in forno. E poi sulla teglia vedo che ci hai messo anche... La carta forno, sì, perché cioè, non vorrete mica lavare o scrostare le pentole proprio durante le feste. Cerchiamo di fare le cose fatte bene per non faticare, mettiamo la carta da forno. Prendiamo Questo è un altro segreto che ad esempio io non sapevo. Noi donne dobbiamo attivarci a fare di tutto di più. Prendiamo il nostro burro sciolto, lo mettiamo all'interno delle patate del purè avanzato con appunto il tuorlo d'uovo e il formaggio grattugiato. Adesso mescoliamo il tutto. Qui non dovete riscaldare il purè, proprio il purè da freddo, cioè l'avete tolto ieri, lo avete messo via ieri il giorno di Natale, adesso lo tirate fuori, ci mettete l'uovo, ci mettete il formaggio e il burro. Allora questa, per fare le cose fatte bene, ci andrebbe la sacca poche, che è una sacca dove dovremo mettere all'interno questo nostro preparato e avere una bella boccuccia tutta rigata per fare le belle cose, ma siccome che a casa cioè non possiamo avere tutto perché... Poi insomma il 26, adesso per tirare fuori tutto questo materiale qua, cosa facciamo? Prendiamo 2 cucchiai, il suo giusto gergo è cannelle, però non ci piacciono, facciamo delle palline con i cucchiai, fate così, le mettiamo sulla carta da forno. Elisa, scusa, rifai piano perché è un gioco di prestigio questo. Insomma. No, sì, io non ci metto neanche domani mattina. Queste sono, chiamiamole o palline o cannelle, purtroppo è il nostro gergo da cuochi. Come avevo detto che le uova riservano perché ci mettiamo, le spennelliamo e vanno in forno anche queste a 200 gradi, non come la torta salata o la pasta sfoglia, a 200 gradi per 20 minuti. Ok. Adesso lo spennelliamo, vi faccio vedere. Insomma si va avanti così finché c'è tutta Sì, fin quanto avete del buon prodotto, insomma. Poi spennelliamo. Allora qui invece come abbiamo visto prima, l'uovo intero. Esatto. Ok. Spennelliamo. Ma Poi perché se l'uovo volete, è importante? Perché dà colore. Non hai visto sulla carta? È quello che dà il colore. Poi qui sopra ci si può mettere ancora del formaggio grana o del pan grattato se volete renderle un po' più croccanti, ma noi adesso passandole al forno, come si vede, queste non sono le crocchette di patate che vanno fritte, sono delle purè avanzato appunto con l'uovo, burro e formaggio, vanno al forno e non serve friggerle. Allora mettiamo in forno, il tempo però sta scivolando via e quindi queste qui non le vedremo preparate, però rimane il dolce. Ecco, chi non ha avanzato il pandoro? Chi non ha avanzato il pandoro? Chi non ha avanzato il pandoro? E tu l'hai avanzato. L'abbiamo avanzato. Eccolo qua. Che Ecco. cosa è che si fa di solito a casa? La crema con il mascarpone. Adesso attenzione che ve la faccio. 250 grammi di mascarpone, 3 rossi d'uova che naturalmente andiamo a mescolarli con lo zucchero. Dobbiamo appunto separare le rosse dai bianchi. Poi ci mettiamo 2 cucchiai di zucchero perché la dose è 1 a 1 e adesso facciamo andare le uova con lo zucchero, come abbiamo detto, fino ad ottenere una crema. E poi aggiungeremo il mascarpone. Facciamo andare le uova e lo zucchero. Qui vi dirò una cosa che magari chi ci sente non gli piace sentire. Creeremo un tiramisù con il pandoro. È brutto da dire, ma invece di mangiare la classica fetta di panettone con il crema mascarpone, noi andiamo a fare delle monoporzioni.
così poi le mettete in frigo, il pomeriggio vi arriva gente, non tagliate il panettone ma date un panettone tiramisù. A questo punto chiudiamo, vedete che non sono più tanto gialle, e aggiungiamo il nostro mascarpone. Quanti grammi? 250 grammi abbiamo detto. Qua. Poi se ne avete in più, che avete la ciotolina da 500 grammi, chi non ha datteri a casa, datteri e mascarpone, e così ci ingrassiamo. E voilà, incorporiamo il mascarpone con le uova e lo zucchero. Quindi il segreto è anche far ruotare. Eh beh, certo. Cioè, spero abbiate delle fruste in casa, che non stiamo lì a fare tutto a mano, insomma. Così, amalgamiamo bene. E adesso chiudiamo. Vedete che bella cremina densa. In Fa effetti voglia? farebbe voglia metterci dentro il dito, ma lasciamo stare. Potete. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo avanzato il nostro panettone, tagliamo fettine sottili perché così andiamo bene a fare. Prendiamo la monoporzione, prendiamo una ciotolina o anche più piccole, io in casa ho queste. Facciamo così, prendiamo un po' di caffè, bagniamo, non troppo perché il pandoro è tanto, cioè assorbe subito. Prendiamo la crema mascarpone, così, prendiamo ancora un po' di pandoro. Sempre fettine sottilissime. Sempre fettine sottilissime, guardate, così, bagniamo, sempre con il nostro caffè, e che dire, ancora crema, e poi mettete in frigo, e il pomeriggio vi arriva gente, invece di dare il classico panettone che avranno mangiato già ieri, il giorno di Natale, gli diamo un panettone tiramisù. E se uno ha magari Cacao naturalmente a casa, oppure una chicca che vi potrei dare, se avete del mandorlato che avete avanzato, lo fate, se avete un frullatore lo missate, fate tutte fregolette e gliele mettete sopra, così abbiamo anche il croccante. Beh, Marilisa, ci hai fatto già venire voglia di mangiare, nonostante sia, diciamo così, il post Natale. Grazie, e a te di nuovo la linea. Grazie allora a Lucio Zanato e a Marilisa Piovesan per questi consigli su come riciclare gli avanzi del cenone e pranzo di Natale. Noi ora andiamo a Padova. 8 secoli fa San Francesco realizzò a Greccio il primo presepe della storia, un presepe vivente. E nella Basilica del Santo a Padova fino al 2 di febbraio sarà possibile, seguendo la stella, quindi percorrere una breve strada con 4 rappresentazioni della Natività. Ce ne parla padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. È un Natale speciale questo per la comunità francescana, padre Antonio, perché quest'anno ricorrono gli 8 secoli dalla prima rappresentazione che San Francesco volle del presepe a Greggio. Nel 1223 appunto San Francesco a Greccio ha voluto rivivere la scena della Natività riproponendo un presepe. La cosa suggestiva è questa, Francesco d'Assisi non fa una recita, una sacra rappresentazione, non chiama attori, comparse, ma chiama proprio le persone del luogo, gli animali del luogo a raccogliersi attorno ad una greppia, ad una mangiatoia che aveva fatto preparare, e lì su quella mangiatoia fa celebrare l'Eucaristia. Alle nostre spalle abbiamo proprio un presepio che cerca di mettere insieme questi simboli, la Natività, ma anche l'Eucaristia. Che cosa vuole dirci San Francesco? Vuole dirci che il Signore per incontrarci si fa piccolo, piccolo, e così come si è fatto piccolo bambino a Betlemme, così continua a farsi piccolo nel pane dell'Eucaristia che noi possiamo ricevere quando partecipiamo appunto alla celebrazione eucaristica.
il grande stupore per un Dio che escogita tutte le strategie per venirci incontro e per lasciarci incontrare da Lui. Ecco, questo è un presepe molto particolare, inserito all'interno di un percorso di 4 presepi proprio che la Basilica e la comunità dei frati della Basilica del Santo ha voluto dedicare a questo anniversario così particolare. È stato studiato una specie di itinerario all'interno della Basilica in 4 tappe, 4 presepi. Il primo è un presepe che è custodito nel Museo dei Presepi di Greccio, già esposto qualche anno fa al Quirinale, e la Natività è incorniciata da un grande portale. Ecco, vuole essere anche per noi la porta d'ingresso di questo itinerario. Il secondo presepe è proprio quello che abbiamo alle spalle, che si focalizza più direttamente sull'anniversario di Greccio. Sullo sfondo infatti abbiamo proprio il paesaggio di Greccio. Un terzo presepe un po' simile a quello che noi prepariamo nelle nostre case, per cui con i pastori, gli animali, le fontane, i lavori domestici. È una bella tradizione che ci ricorda come la gioia del Natale poi intercetta, si infila dentro la nostra quotidianità di ogni giorno. Il quarto presepe è più all'esterno ed è di carattere più simbolico. C'è, oltre alla Natività, anche altre 2 scene particolari. Ecco, San Francesco, che sulla greppia depone il bimbo, e anche lì il simbolo eucaristico, e poi Sant'Antonio, ecco, l'abbiamo fatto entrare anche lui nel presepe, ha il bambino Gesù in braccio, lo offre a ciascuno di noi, quasi per invitarci a renderci partecipi noi stessi nella gioia, nella tenerezza, nella gratuità del Natale. Con questo tripudio di luci in cui stiamo vivendo questi ultimi Natali, il presepe nella sua semplicità resta un simbolo straordinario del Natale, quello vero. Sì, rimane un simbolo straordinario perché ci fa vedere come Dio, per raggiungerci, utilizza una strada molto concreta, quella della nostra vita, e soprattutto ci ricorda come la luce esteriore, è bello preparare anche la festa esteriore, però un richiamo ad una luce, ad una festa interiore, che è quella fatta dai nostri rapporti, nella misura in cui sappiamo viverli, suscitarli, custodirli nella riconciliazione, nella gioia di incontrarci gratuitamente. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buona festività di Santo Stefano a tutti, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Santo Stefano, alta pressione e tempo stabile, ma con molte nubi. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 26 di dicembre. Sul Veneto sarà asciutto, ma come detto con nubi basse e nebbie spesso persistenti per tutta la giornata. Sui monti sarà possibile qualche sprazzo di sole. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo foschie anche fitte in pianura e sulle valli alpine. Il cielo risulterà coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà decisamente diverso, con più sole e cielo sereno o velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.